C'erano tanti modi per raccontare la Grande Guerra nel quartier del Piave. Noi abbiamo scelto di farlo con il diario di Maria Spada. Ma dove ci troviamo? Chiara ce lo spiegherà. Siamo a Villa Spada, a Refrontolo, quella che era conosciuta come Villa Antonietta durante la Prima Guerra Mondiale, la residenza di Maria Spada. Nella notte precedente gli arditi italiani avevano riposato nella chiesa. Da oggi la chiesa sarà ridotta a prigione per i soldati italiani. Dal diario di Maria Spada. Era novembre del 1917. Maria Spada era qui, nel giardino della sua villa, e come tutti gli abitanti di Refrontolo stava aspettando l'esercito invasore. Di lì a poco le si sarebbe presentato al cancello un soldato. Sarebbe cominciato l'anno più difficile della sua vita. Una piccola grande donna che seppe tenere a bada l'esercito invasore. Ma chi era realmente Maria Spada? Maria Spada era una donna di bell'aspetto, aveva lineamenti severi, uno sguardo lucido ed intelligente. L'espressione era pacata. La sua era un'eleganza sobria, era una persona molto forte, dal carattere deciso. Questo gli permise di guadagnarsi il rispetto dell'invasore. Saccheggi, arroganza, ingordigia erano l'ordine del giorno. L'esercito che si era presentato con le sue belle divise maestose ben presto mostrò la sua vera faccia. Era oggetto di saccheggio. Viveri, vino, beni più o meno preziosi. Addirittura veniva requisita la biancheria femminile, che veniva poi riciclata per le signorine austriache, fatte pervenire per rispondere alle necessità degli ufficiali e destinate alle case di piacere allestite apposta a Vittorio Veneto. Gli italiani inaspettatamente resistettero sul Piave. La faccenda si complicò molto per tutti gli abitanti del quartiere del Piave. Gli austro-ungarici dovevano fermarsi poco, si fermarono un anno intero e non furono lungimiranti. L'incurante dissipazione che caratterizzò la prima fase dell'invasione fu pagata a duro prezzo. La fame e il freddo fu denominatore comune sia per gli invasori che per gli abitanti. Era l'autunno del 1918. A Villa Spada e a Refrontolo arrivano le bombe, dal Grappa e dal Montello, e sono bombe italiane. Comincia la ritirata e truppe di passaggio. Per gli abitanti della casa fu come una seconda invasione, solo che non c'era più niente da prendere. E in più i bombardamenti, perché Villa Spada era il comando austro-ungarico, quindi era il bersaglio principale per gli italiani che dal Piave stavano risalendo verso Vittorio Veneto. Il 30 ottobre del 1918, dopo 94 ore di fila di granate, arrivano gli arditi. Refrontolo e Villa Spada sono liberi. L'esercito che aveva spaventato l'Europa, che la voleva dominare, deve rientrarsene mestamente a casa. Maria Spada rimase sveglia tutta la notte a recitare il rosario e ad aspettare i soldati italiani. Finalmente, alle 2 del pomeriggio, entrano in Villa Antonietta i bersaglieri e finalmente Maria può appendere il tricolore italiano fuori dalla sua finestra. Di episodi da raccontare ce ne sono moltissimi. Gli aneddoti si sprecano. Citando Molesini, la verità è che tutti i soldati meriterebbero un monumento, solo perché sono stati soldati, solo perché erano lì a fare ciò che era chiesto loro di fare. Ma i giorni sono pochi e i morti sono tantissimi.